Amici di Directa Sport, siete tornati in collegamento diretto con il campo comunale Remigio Corda di Terralba, dove sta per avere inizio la sfida tra Cuspini Terralba e Torres. Accenna un taglio Serpi più in alto di tutti, poi Scioni, il tentativo verso la porta e poi il grande intervento di Tore Pinna che dice di no. La conclusione di Marci, ancora un pallone pericoloso verso il centro. Il pallone a cercare Ibba, di testa Urbanski, ci arriva Piga, il pallone che termina fuori di poco. E ad Amorati la battuta con il mancino da parte di là, il pallone insidioso, provava a inserirsi proprio Ezeadi in tuffo, pallone che scorre oltre la linea di fondo, brivido per la Torres. Il rinvio di Pinna a cercare Cristian Ibba, Urbanski e poi Fideli, attenzione a Fideli che può avanzare la propria posizione, prova il tiro Fideli, la respinta da parte di Pisano che fa su il pallone in due tempi. Arriva il fischio arbitrale, parte Cocco, la battuta, il pallone respinto da Ezeadi, attenzione però a Sarrizzu che alimenta l'azione, il cross verso il centro, ancora Ezeadi a opporsi. Poi Minuto a comandare il posizionamento della linea difensiva, il pallone che era indirizzato verso Marci che recupera la sfera, detta il cross, poi Urbanski all'indietro per Epis, la battuta al volo con il mancino, palla distante dalla porta difesa da Pinna. Arriva anche Bianco, Sarrizzu indugia nell'azione personale, il pallone calciato da Bianco, il gol, la Torres è in vantaggio al 44esimo del secondo tempo, la traiettoria di Bianco ed esulta il popolo rosso-blu. Ora tutto a ridosso della balaustra, esulta anche il presidente Secchi. La Torres è riuscita a sbloccare una partita che sembrava stregata, azione insistita da parte di Sarrizzu e poi Bianco ha raccolto il pallone, è riuscito a trovare l'angolino alla destra di Pisano, vantaggio Torres. Il tempo è esaurito, finisce qui, quarta vittoria consecutiva per la Torres che batte il Cuspini Terralba per 1-0 grazie alla rete siglata al 44esimo del secondo tempo da Francesco Bianco.